Amici di Calcio Napoli 24, eccoci con la Citroen più famosa di Napoli attualmente e con gli amici ovviamente dell'Admiral Bet del Borgo Sant'Antonio Abate. Siamo con il signor Andrea, giusto? Certo. Che è di fatto il creatore di questa, di questa creatura. Di fare diciamo, questo scherzo che poi sta diventando realtà e che ben venga, che non succede, ma si succede. San Ramon a Napoli. Come c'è scritto tra l'altro sul finestrino che qui Certamente. vediamo in bella mostra, che non succede, ma si succede San Ramon a Napoli. Tra l'altro vediamo qui le firme di persone famose e non, giusto a quanto ho capito. Ecco qua. Queste Qua ci firme sta sono quello di Salvatore Bagni e Bruno Giordano. che sono venuti qui qualche sera fa. Si sono trovati a Napoli, hanno sentito e sono venuti qua a darci questo onore a venire a firmare la macchina. Chiunque vuole venire può firmare libero, senza problemi. Cacciatori, non cacciatori, gente comune, non ci sono problemi. Qua siamo qua per il popolo. E quando poi succederà, perché speriamo tutti che succederà, cosa avete in mente? Stiamo già qualche organizzando anticipazione? una festa, speriamo che succede e facciamo una bella festa. E magari più di qualche macchina? Abbiamo visto tra l'altro anche... resterà questa. Ok. E come festa diciamo qualche fuoco pirotecnico, bandiere, il solito carosello che si fa, che se succede, come sono venuti negli anni appresso. E speriamo che ce la facciamo pure adesso. E invece non è una macchina ma è un motorino, questo sempre tutto bianco e azzurro con il tricolore qui sulla parte sopra della ruota. Anche questa è una sua creazione, no signor Andrea, giusto? Certo. E, tra l'altro vedo che qualcuno vuole anche essere pittato il proprio motorino, o sbaglio? Vengono qualcuno e dice lo potete pittare? O anche viene gente, come in questo caso, che fa le foto alla macchina, abbiamo visto proprio live. Questa è una maglietta che abbiamo fatto noi. Non succede, ma si succede ovviamente, che è il motto che si sta è scritto anche sulla macchina. E quindi credo che tutti sarete vestiti con questa maglia, no? Certamente. Chiunque viene e vuole acquistare questa maglietta non è problema, la vendiamo perché il costo che sta a noi facciamo la festa, diciamo. Cioè una specie di raccolta fondi, possiamo dire così. Signor Andrea, grazie mille, speriamo di rivederci nelle prossime settimane con altre creazioni. Un bacio a tutti. Grazie mille. Ciao, buona Sempre serata. Forza Napoli.